Allora, miti, era ai tempi che lì c'erano in Corsica i primi missionanti e quello arrucchiavano una campagna e mi era un pastore aggiumpato per una leccia e chi a sua maniera provava a pregare e diceva allora miti. Quello dice, oh amico, non avete manco torto di pregare come voi sapete. E tutto ciò che è creazione di Dio merita che vuole l'orgate, ma dite come si deve, dite tarorgo. E il Signore capiscerà che sotto forma di ciò che l'ha fatto Ello, a gloria e a gioia. Ah, dice, e poi quello se ne va. E un pastore, quando lui vuole tornare a fare la sua preghiera, non si ricordava più. Dice chi mi ha detto, ma tanto, voglio andare a domandargli. E si mette in strada per andare a trovare il pellegrino che l'aveva imparato. E quello era di già imbarcato e faceva vele volto l'alto mare. E giugno pastore a orlo di mare, e per quell'altro in battello, oh amico, come ce la di? Ma c'era un momento, quello non sentiva mica, che ti faccio, pastore, piglia, là un passo casacca, in mare, e si mette a viaggiare, andando all'acqua, a viaggiare sopra l'acqua, andando alla casacca, per ogni battello. Come ce la di? Quello che bere, un pastore che viaggiava andando all'acqua, dice, dite come la vi pare, voi siete più santo che me. Allora questo è curioso perché pare che la rigoli proprio all'introduzione del cristianesimo in Corsica, posto che noi avevamo l'adorazione di un albero, che è proprio un tema di un paganesimo, pre-cristiano, e che noi avevamo giustamente questo confronto, questo primo contatto tra i primi evangelizzatori in Corsica e i paesani di un luogo. Interessante assai, mi pare, dal punto di vista archeologico, questa vola tramandata da un antico nei paesi corsi.